Da Giovanni Schiavo e da RAN TV un grazie. Grazie a tutti per come avete accolto le prime 2 puntate e adesso passiamo alla terza puntata. Una puntata che ci vedrà intervistare e vedere le varie attività e manifestazioni che si sono corse nel nostro territorio. Grazie ancora per il tempo che ci avete dedicato, per le notizie e per le informazioni che ci avete inoltrato. Un invito ulteriore a inviarci informazioni, notizie, foto, immagini e quant'altro possa essere interessante per il running, trail e Nordic walking. E passiamo adesso al primo servizio, un servizio dedicato alla Family Run, 2 le manifestazioni che si sono corse, una a San Donà e una a San Giuliano Mestre. Siamo con l'assessore allo sport Luigi Trevisiol. Allora, questa edizione della Family Run, un successone? Sì, siamo arrivati già a 2000 iscrizioni, ma vedo che c'è ancora la coda, la gente sta ancora arrivando. Le scuole, soprattutto le scuole, hanno aderito in maniera massiccia e c'è tanto entusiasmo in questa manifestazione, anzi io ringrazio anche gli organizzatori perché hanno scelto San Donà e hanno chiesto la nostra collaborazione. Mi sembra che stia andando molto bene, speriamo anche per il futuro, insomma. San Donà in questa seconda edizione della Family Run, direi che quest'anno il successo è stato sicuramente clamoroso perché abbiamo praticamente raddoppiato le presenze dello scorso anno raggiungendo gli oltre 2000 partecipanti. La giornata è splendida già di per sé stesso e adesso i ragazzi si stanno godendo una festa. L'obiettivo direi che è senz'altro raggiunto, così come è stato anche a Mestre dove abbiamo superato abbondantemente le 6.500 partecipazioni, quindi un grande risultato della seconda giornata di Family Run dopo la prima di Dolo che abbiamo avuto sabato scorso. Com'è stata la corsa di oggi? Non dico impegnativa, però divertente. È una corsa che a mio parere è una bella iniziativa per coinvolgere tutti i ragazzi, anche quelli che non fanno sport. Secondo me è stata bella. Tu fai sport? Sì, certo, faccio atletica con il Mogliano. Come mai questa passione per l'atletica? Ma è cominciato quando mio cugino faceva atletica una decina d'anni fa e mi ha chiesto se volevo andare a correre anch'io. Cos'è che fai in atletica? Faccio mezzo fondo, 800 e 1500. Quante ore ti alleni durante la settimana? Faccio tutti i giorni, circa 2 ore. Quanti chilometri è che fai in una settimana, ad esempio? Se facciamo allenamenti di fondo arriviamo a fare intorno dai 200 ai 220 km settimanali. Grande successo questa Family Run, siamo stati travolti dall'entusiasmo di questi ragazzi che veramente hanno superato ogni aspettativa. La Family Run è ormai un evento a sé stante che ha superato anche come numeri la stessa Venice Marathon, ma non poteva che essere così perché grazie al contributo, all'intervento, all'entusiasmo degli insegnanti, dei ragazzi, dei dirigenti scolastici, ovviamente anche delle famiglie che ringraziamo per aver magari così cambiato i programmi del sabato. Oggi a Mestre abbiamo vissuto una edizione straordinaria. Difficile dire i numeri perché la Family Run, come si sa, non è competitiva, però stamattina abbiamo avuto oltre 1000 iscrizioni last minute e abbiamo finito iscrizioni e magliette. Stimiamo circa 7.000 partecipanti. In contemporanea a San Donà di Piave ci dicono che è stato battuto ogni record, è il secondo anno che si fa la Family Run a San Donà di Piave e il doppio dei partecipanti l'anno scorso. È bellissima iniziativa di Family Run coinvolgendo scuole, giovani e quindi famiglie
famiglie di conseguenza. È inutile dir loro che si divertano perché insomma lo stanno già facendo ancora prima di partire. È molto bello il fatto di poter dare la possibilità anche a tanti che non frequentano abitualmente il mondo dell'atletica e della corsa, la possibilità di correre su un percorso facile di 3 km in una bellissima mattinata di fine ottobre con un clima eccezionale. Vincere gare importanti come la maratona olimpica dà una soddisfazione che va al di là di una medaglia, soprattutto perché riesce a mettere sulla strada nel momento più importante tutto quello che hai imparato. Io sono partito da qui, da Venezia, è stata la mia prima maratona e da lì ho iniziato a correre in giro per il mondo e a portare a casa anche tante soddisfazioni, però non dimentico mai da dove ho cominciato e quindi felice di essere qui. Un saluto agli amici di Run TV qui da Venice Marathon e Family Run in particolare questa mattina, e in bocca al lupo per le vostre prossime gare e un saluto a tutti, ci vediamo sui campi di gara o sulla strada per quello che riguarda maratone e corse su strada. Ciao a tutti! Dopo la visione delle 2 manifestazioni della Family Run, adesso un servizio che abbiamo registrato in occasione della corsa svoltasi a Salgareda, una manifestazione aderente al circuito del CPT. Si è gareggiato nel Trevigiano, una manifestazione, dicevamo, aderente al circuito podistico triveneto e alla quale hanno preso parte oltre 2000 atleti. Importante è anche la presenza degli atleti con in testa il burundiano Niorimbere Celestin e l'ugandese Simon Rukut. Non meno importante è la presenza degli atleti italiani in gara, con Giovanna Pizzato, vincitrice della gara sui 10.450 metri con il tempo di 36 minuti e 01 secondi, seguita da Silvia Pasqualini e Giovanna Ricotta. Tra gli uomini vince la gara sulla stessa distanza Niorimbere Celestin con 31 e 03, seguito da Abdullah Mabussa e Diego Avon. Nella maratonina, la classica distanza sui chilometri 21 e 097 metri, vince la gara maschile Rukut Simon con il tempo di 1 ora 06 e 17, seguito da Leonardo Bidogia e buon terzo Dario Turchetto. Nella gara femminile domina Alessia Danieli con 1 ora 22 minuti e 18 secondi, seguita da Mariana Bedini e Diva Vignadel. Nelle categorie giovanili vincono Bedini Nicolò, Zaramella Filippo, Favaretto Francesco, Marcato Endora, Moro Alessandra e Soncin Emily. Nella gara femminile sui 10.400 metri vincono le diverse categorie Erika Venzo, Laura Buttignon, Marisa Ferronato, Giannina Azzolin. Nella gara maschile vittoria per Matteo Fantin, Lucio Cadorin, Giuseppe Barbiero, Flavio Olto e Costante Rado. Ritorniamo a Venezia per parlare della 29esima edizione della Venice Marathon. Numeri da capogiro quelli della Venice Marathon 2014, la 29esima. 6.000 i partecipanti con 68 nazioni al via, diretta TV vista in 82 paesi. Partiti da Stra, davanti a Villa Pisani, hanno percorso tutta la riviera, attraversato il centro di Mestre, quindi San Giuliano e poi il lungo Spezzagambe e Ponte della Libertà per entrare a Venezia e concludere la corsa in riva Sette Martiri, passando per Piazza San Marco. La corsa è stata vinta per gli uomini dall'etiope Mamo, secondo l'italiano Giovanni Gualdi e al terzo posto il keniano Korir. Per le donne prima l'etiope Biruk, seconda un'altra etiope Gedeffa e al terzo posto la croata Sustic. Ottima la prestazione della veneta Maurizia Cunico che si è piazzata al quarto posto. Ma la vittoria va a tutti i 6.000 partecipanti che hanno vissuto le emozioni e i colori di questo favoloso percorso. Che fascino ha la Venice Marathon? Incredibile, bisogna provarlo una volta nella vita. Siamo con uno dei pacer. Obiettivo centrato? Sì, obiettivo centrato, è andata veramente bene. Giornata stupenda, veramente perfetta per viverla alla grande. E la scritta che hai dietro la schiena? La scritta che ho dietro la schiena per dare dei messaggi belli e positivi per chi ci segue, quindi un po' sui palloncini, un po' dietro la schiena, è bello caricarli oltre che con la nostra voce. Che fascino ha la Venice Marathon? Guarda, il fascino di essere una gara in una location incredibile e meravigliosa come Venezia. Ti dà lo stimolo alla fine anche con questi ponti che possono essere dei grandi amici e dei grandi stimoli. Da dove arrivate? Mottole, in provincia di Taranto. Mottole, in provincia di Taranto, in quanti siete? Oggi un pullman da 70.
70. Mauro Scarpa, prima carrozzina sul traguardo della Venice Marathon, prima carrozzina olimpica, premiato dal vicepresidente di Venice Marathon del comitato organizzatore nonché presidente di Idea Venezia Stefano Fornasier. Procediamo con questa premiazione e dopodiché sentiamo Mauro Scarpa. Quindi Mauro, tu in questo momento rappresenti la categoria paralimpica, cosa ti senti di dire? Di non mollare mai, tenere sempre duro, non mollare mai. Ce lo dicono loro, signori, ce lo dicono loro. Grazie. Tra i vari atleti e atlete, da segnalare i gruppi che operano nel sociale e poi come non citare il corridore che ha corso completamente scalzo o quello che con tanto di anello all'arrivo ha fatto la dichiarazione di matrimonio alla propria compagna. C'est oui? Oui, oui, forcément, oui. Absolutely. Yes, yes, yes et encore yes. La Venice Marathon è stata preceduta dalla VM 10 km, corsa non competitiva con 2000 iscritti al via e anche in questo caso un fiume di emozioni. Dopo la Venice Marathon torniamo da S3 Sport, il negozio di articoli sportivi che vi invitiamo a visitare. S3 Sport in via Carossa a Mestre. Siamo qui con Renato Costantini che ci presenta un evento che sarà prossimamente disponibile presso il punto vendita. Adesso sentiamo un po' di che cosa si tratta. Sì, test molto simpatico e importante. Il 13 di novembre ritrovo ore 5, ore 17, partenza ore 18 come Egidio Burifa, ex campione italiano di maratona e promoter dell'X Bionic. Potrete provare sulla vostra pelle la maglia The Trick, il pantalone The Trick per l'inverno, correndo un 5-6 km in Parco Bissuola. Ritornerete in negozio e avrete un bellissimo regalo, un gadget in omaggio per questa vostra prova. Quindi venite numerosi e telefonate. Quindi per prendere parte a questo evento bisogna telefonare e dare la propria taglia. Ok. Quindi speriamo che tutti gli amici podisti che hanno intenzione di provare questa maglia, questo completino, facciano una telefonata a S3 Sport con Renato Costantini, poi sarà lo stesso Renato e Egidio Burifa che vi accoglieranno per far sì che tutta la serata sia al meglio. E ricordatevi di telefonare entro il 10 di novembre perché chiudiamo le iscrizioni. Ci sono pochi posti. E adesso l'intervista della settimana. E allora, come sono oltre 42 km a piedi scalzi? Sì, vabbè, ormai ho preso l'abitudine perché questa è la 44esima che faccio in queste condizioni, senza contare le altre 43 mezze e 5 ultramaratone, tra cui una 100 km che valse il record del mondo, certificato omologato Guinness World Record. È sempre dura, ma con un pubblico così diventa tutto più facile. Ma fai un allenamento particolare e come mai questa scelta poi? Faccio gli stessi allenamenti che fanno tutte le persone normali, dalle ripetute ai lunghi, solo che l'unica differenza, scusate, è quella di farla a piedi nudi. Ma e non provi dolore, non ti fa male mentre corri? Cosa ti dà la forza per superare magari dei momenti che sono più particolari rispetto ad altri atleti, insomma? Allora, innanzitutto il dolore un po' si sente, provate a immaginare, però c'è tanta preparazione dietro, sia fisica che mentale. E poi l'appagamento migliore sono gli applausi, sono la piccola intervista che mi fate voi, il giornalista che mi chiama, che sono un campione vero, ma è merito di tutti. Cioè io faccio solo il 5% del lavoro, tutto il resto lo fate voi. Tra le tante manifestazioni che si sono svolte, vogliamo parlare dell'Eco Trail, ossia le vie di San Francesco che si è svolta in Umbria, una manifestazione di 174 km con un dislivello positivo di 7100 metri, dove si è imposto in campo maschile il forte atleta della SD San Rocco Alessandro Cottardo e in campo femminile vittoria di Monica Baldi, seguita da Barbara Zimei, con un buon terzo posto per l'atleta padovana Natalina Masiero. Sempre domenica a Padova, alla marcia della Croce Verde, oltre 2000 gli atleti presenti, con ben 74 società e tra le società la più numerosa è stata la Boomerang Running di Ponte San Nicolò,
Sempre domenica, questa volta nel Veneziano, una corsa organizzata all'interno della festa di San Leonardo a Orgnano di Spinea. E adesso notizie, curiosità e appuntamenti. Sabato 8 novembre, Romano del Zellino a Vicenza la cronoscalata al cavallo e domenica 9, Giavera del Montello, corsa della salute con 5, 12 e 18 km. Sempre nella stessa giornata, Cison di Valmarino, il primo trail del Gevero. A Paese, la maratonina di San Martino, sulla classica distanza dei chilometri 21 e 0,97 metri. A Castelcucco, la Pedemontana in corsa. A Carbonara di Rovolon, l'8º trail di San Martino, mentre a Teolo, a Padova, quindi, la Marcia dei Maroni. A Due Ville, la Brosemada. Ci spostiamo nel Bellunese a Carpendiquero con Danavallacque e altra. A Salce, la passeggiata di San Martino. A Verona, la scambettata tra i Campi e l'Adese. A Legnago, la camminata de San Martino. E anche questa settimana siamo arrivati alla fine. Chiudiamo la terza trasmissione sperando che tutto sia stato di vostro gradimento. Come sempre vi invitiamo ad inoltrarci le vostre informazioni, le notizie o quante altro agli indirizzi che passano in sovraimpressione. A tutti, grazie da Giovanni Schiavo e da RAN TV.